Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Bocciata la riforma delle province e caccia in regione ai franchi tiratori. Dopo il nuovo tonfo del centrodestra in aula, le opposizioni si ricompattano. De Luca, di Sud chiama Nord, sono pronto a prendere il posto di Schifani. Assenza di Fratelli d'Italia, non ci sarà crisi di governo. Ancora 2 arresti in Sicilia per maltrattamenti in famiglia. Maria Rita Parsi, gli uomini che odiano le donne vivono una profonda frustrazione, ma ci sono giovani che alleandosi con le vittime della violenza danno loro forza. Fra poco una di queste testimonianze. A Partinico, nuova manifestazione degli agricoltori che non intendono fermarsi. I segnali arrivati da Bruxelles dicono non sono le risposte che vogliamo, la protesta dei trattori continua. Catania dopo la festa, 10 tonnellate di cera rimosse da oltre 100 operai del consorzio Gema in via Etnea e via Caronda, che sono stati riaperte al traffico in tempi record, ma sempre meglio muoversi con molta prudenza. Come cambia il clima? Il caso Messina, i giorni della merla erano considerati i più freddi dell'anno, adesso sembrano dare il via alla primavera. L'allarme di Coldiretti, caldo e siccità mandano in crisi i raccolti. A Palermo, giornalisti di tutta la regione contro la cosiddetta legge Bavaglio, approvata dalla Camera, che proibisce di pubblicare il testo di un'ordinanza cautelare. La bella storia di Joey e Rina da San Gregorio al Festival di Sanremo, una coppia di coreografi che spopola su TikTok e fa ballare il web. E c'è già una serie TV tutta dedicata a loro. Calcio, siamo tutti responsabili. Il difensore del Catania Rapisarda analizza il momento negativo del Catania e indica la strada per uscire dalla crisi. Bentrovati. In regione, coalizione di centrodestra sotto nel voto a scrutinio segreto sulla riforma delle province, ma qualche ora dopo la stessa maggioranza annuncia che la legge bocciata sarà riproposta. Manlio Viola. 2 flop in 10 giorni, la maggioranza alla regione siciliana va in frantumi per la seconda volta. È successo ieri pomeriggio al momento di votare la riforma delle province, ovvero la legge che prevedeva di tornare a votare a giugno per eleggere presidente e consiglio provinciale. In aula c'erano 40 deputati della maggioranza e 25 dell'opposizione, dunque sarebbe stato facile approvare la norma, ma l'opposizione è riuscita ad ottenere che il voto fosse segreto. Così, proprio nel segreto dell'urna, almeno 11, ma fino a 16 dei deputati della maggioranza hanno votato contro la legge dei loro stessi colleghi, bocciandola. Secondo gli analisti politici si è trattato di una vendetta trasversale proprio fra alleati di governo. 10 giorni fa alcuni deputati della Lega, di Forza Italia e della Nuova DC avevano votato infatti contro un'altra legge, la salva ineleggibili, che era stata proposta da Fratelli d'Italia. Ieri Fratelli d'Italia avrebbe votato contro la legge sulle province, cara invece a Forza Italia e DC Nuova, ma gradita anche alla Lega. Fratelli d'Italia si difende sostenendo che anche i deputati di Forza Italia e Lega hanno votato contro, ma adesso chiede che si applichi la vecchia normativa e si rinunci dunque alla nuova. Una proposta gradita anche al PD per elezioni cosiddette di secondo livello. Ma DC, Lega e Forza Italia dicono di no. Così la maggioranza, dopo aver bocciato la norma, la riproporrà se non uguale, quantomeno simile. Nel frattempo però diventa difficile far coincidere le elezioni con quelle europee di giugno come voleva Forza Italia e le province restano commissariate. Le reazioni. Cateno De Luca parla già da leader della coalizione in antitesi al centrodestra. Il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Assemblea regionale, Giorgio Assenza, minimizza l'accaduto ed esclude la crisi di governo. Luca Ciliberti. De Luca, lei si sente già leader di una coalizione in antitesi a Schifani e soprattutto ha già individuato un assessore della sua squadra? Io questo ruolo credo di averlo conquistato già il 25 settembre 2022. Con il voto popolare che mi ha portato a qualificarmi secondo, però ho detto agli amici di 5 Stelle e del PD che comunque non sono una persona abituata a vivere di rendita. Voi assessori operai, come sono abituato ad avere da sindaco, cioè gente che amministra e non che fa filosofia. Sicuramente Luigi Sinceri è uno di quei colleghi che ha queste caratteristiche. È successo quello che non doveva succedere, perché
approfittando del voto segreto, è stato bocciato sin dall'articolo 1 il disegno di legge per la reintroduzione del voto diretto per le province. Non credo che sia un problema che possa portare a una crisi di governo, non lo è stato quel voto della settimana scorsa sulla causa di eleggibilità o di ineleggibilità, non lo sarà neanche questo. 2 uomini arrestati per maltrattamenti e violenze contro altrettante donne che li hanno denunciati. A Catania i carabinieri hanno messo in cella un uomo che maltrattava e violentava l'ex compagna dopo che lei lo aveva lasciato. A Vittoria, nel Ragusano, lui picchiava la moglie e le estorceva denaro. È finito in carcere dopo l'esposto della donna. Dunque ogni giorno la cronaca registra violenze, maltrattamenti, fino all'orrore di qualche giorno fa dello stupro in Villa Bellini a Catania. Un fenomeno di sopraffazione sulle donne che chiama in causa naturalmente gli uomini. Lorena Dolci. C'è un misto di violenza, crudeltà, sopraffazione dietro ogni stupro, ogni femminicidio, ogni mano alzata su una donna. L'orrore di Villa Bellini con una ragazzina di soli 13 anni abusata da 7 egiziani ci fa sprofondare ancora una volta in quella voragine così difficile da sondare. Tutte le volte che una condizione interna in un ambito maschile, in questo caso si tratta di stupri, di violenze, di abusi, arriva all'odio per la propria vita, è al corpo delle donne che si fa riferimento, perché il corpo delle donne è l'origine della vita. Tra una moltitudine di uomini che odiano le donne, spicca poi la forza e il coraggio di questa coppia di giovanissimi. Il fatto che ci fosse lì il ragazzo a dover vedere tutto quell'orrore e a testimoniare col suo tentativo di far qualcosa, con il suo dolore, quello che stava succedendo, secondo me, gli ha dato anche la forza, nel senso che si sono dati forza a vicenda. E allora la soluzione del problema passa sì da maggiori controlli e sicurezza, ma passa anche e soprattutto dagli uomini, come Luigi in prima fila in questi giorni nei sit-in di solidarietà. Oggi noi uomini dobbiamo prenderci quella che è una responsabilità collettiva, perché gli stupratori hanno purtroppo una sola caratteristica in comune, che è quella di essere uomini. C'è un problema, è un problema culturale ed è un problema radicato nella nostra società. Quando nelle chat vengono mandate le foto delle proprie compagne di classe, quando si utilizza un linguaggio inappropriato, quando si ricerca, tra virgolette, l'uomo perché è la persona importante con cui parlare, si svaluta invece la figura della donna. Una nuova manifestazione da parte degli agricoltori siciliani. A Partinico viene distrutto il raccolto in segno di protesta, nonostante schiarite positive da Bruxelles. Marco Gullà. 5 centesimi di spesa. E quanto costa produrli? 55 centesimi solo a me, magari 60. Hanno distrutto il loro raccolto in segno di protesta, broccoli e cavoli macinati. Tanto, dicono, non ha senso venderli, visto che ci perdiamo. Una nuova manifestazione degli agricoltori siciliani. Siamo a Partinico, in provincia di Palermo, e nonostante i segnali incoraggianti da Bruxelles, gli agricoltori continuano a manifestare perché non sono soddisfatti. Bruxelles ci ha detto che la legge doveva entrare entro il 2030, verrà fermata, ma ad oggi vogliamo risultati. Il gasolio agricolo è altissimo, vorremmo che l'IRPEF è stata rimessa, l'IMO sono aliquote altissime. E sono queste le risposte immediate. Poi sì, le leggi fino al 2030 vanno bene, ma vogliamo qualcosa di immediato. Dietro di lei c'è una bara con dei broccoli, è un segno assolutamente tangibile, inequivocabile del vostro malcontento. Purtroppo è una scena che fa veramente piangere, che i nostri prodotti bio, coltivati col sudore un anno a coltivare questi prodotti, e poi vengono distrutti. Perché? Perché il prezzo non compensa le spese. Protestando per la morte dell'agricoltura qua in Sicilia da noi, perché non si vende più niente. Questi broccoli che poco fa hanno buttato a terra, cioè alla media di 20-30 centesimi ce li pagano, quindi non possiamo andare avanti così. Prodotti di qualità che vengono venduti sotto costo, dicono gli agricoltori. Troppo basta, non si può lavorare.
l'uva uguale, l'uva è troppo bassa, non si vede 27 centesimi, 30 centesimi, come si fa a andare avanti così? Non si può andare avanti. E nonostante qualcosa si stia muovendo, gli agricoltori anche nei prossimi giorni continueranno a manifestare. Catania, dopo la festa di Sant'Agata, via Etnea e via Caronda riaperte al traffico in tempi record. 10 tonnellate di cera rimosse da oltre 100 operai del consorzio Gema. Strade riaperte, ma naturalmente occorre sempre molta prudenza. Torino De Mana. Via Etnea riaperta in meno di 24 ore dal passaggio di Sant'Agata, via Caronda in meno di 48. A Catania è già rientrata l'emergenza cera che ogni anno impone chiusure per mettere in sicurezza le strade attraversate dal fercolo e di conseguenza dai tanti ceri grandi e piccoli che i fedeli accendono in onore della patrona accompagnandola in tutto il percorso. L'emergenza è rientrata quasi in tempi record, liberando totalmente i principali assi viari della città. Oltre 100 dipendenti del consorzio Gema si sono alternati H24 utilizzando 80 tonnellate di segatura per rimuovere ben 10 tonnellate di cera. Questi i numeri che hanno consentito alla Gema, aggiudicataria dell'appalto nell'Ottocentro, di completare un delicato lavoro di pulizia e scarifica della cera depositata sul selciato e sui marciapiedi, anche se in alcuni casi questi ultimi restano un po' scivolosi. Il grip test, prova di aderenza effettuato dalla Polizia Municipale, ha dato il via libera definitivo, ma attenzione, nei tratti riaperti vigono alcune prescrizioni, ovvero il limite di 20 km/h per le auto ed il divieto di transito per bici e motocicli. A giudicare dalle nostre immagini girate questa mattina in via Etnea all'altezza di piazza Cavour, sono in tanti a bordo di mezzi a due ruote però a non rispettare il codice della strada. In questi casi sarebbero opportuni maggiore prudenza e maggiori controlli. Non c'è dubbio, il collega ha certamente ragione. Intanto in Sicilia i giorni della merla sono tipicamente primaverili. Adesso vedremo l'esempio di Messina, dove la temperatura è cresciuta di 4 gradi. C'è preoccupazione tra gli esperti, ecco al nostro TG, dicono la situazione è critica anche per la siccità. Ci aspettiamo sempre meno piogge. Francesco Aloi. Giorni della merla o giorni di primavera. In Sicilia gennaio è stato archiviato con temperature tutt'altro che invernali, condizioni meteo che piacciono a molti ma che fanno riflettere gli esperti. Benché i giorni della merla risultino per tradizione popolare i più freddi dell'anno, in Sicilia le temperature sono state ben al di sopra delle medie e si inseriscono all'interno di un inverno eccezionalmente mite. E lo dimostra anche l'Etna. Poca la neve caduta, oggi si presenta così, baciata dal sole. Primavera anche nei giorni di Sant'Agata con i giubbotti invernali che quasi non servivano. Negli ultimi 50 anni a Messina la temperatura media è salita di 4 gradi, ma quello che più preoccupa è la siccità. Una siccità piuttosto grave che interessa soprattutto i settori centrali ed orientali dell'isola, siccità destinata a perdurare anche dopo il transito della perturbazione attesa nel fine settimana che porterà piogge però non sufficienti a lenire appunto la siccità. Le piante sono già in fiore, questo è il mandorlo ad Agrigento. E così gli agricoltori lanciano un grido d'allarme. Per Coldiretti questo è un problema. Un eventuale calo delle temperature infatti potrebbe causare danni nel raccolto. Clima pazzo che quindi sta mettendo a dura prova il settore. In futuro dovremo aspettarci periodi sempre più lunghi caratterizzati da carenza di precipitazioni, alternati purtroppo a fasi molto piovose concentrate nel tempo con precipitazioni molto intense. A Palermo, giornalisti di tutta la regione contro la cosiddetta legge Bavaglio, approvata dalla Camera, che proibisce di pubblicare il testo di un'ordinanza cautelare. Si potrà conoscere soltanto dopo l'inizio del processo, in teoria per tutelare la presunzione di innocenza di chi è chiamato in causa. Ma sentiamo al nostro microfono Roberto Gueli, che è il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia. La legge Bavaglio, così chiamata, è una legge museruola, come è stato detto, è una legge che circoscrive moltissimo il campo d'azione dei giornalisti. I giornalisti cercano le notizie, le confrontano con il caporedattore, confrontano le fonti. Tutto questo è in pericolo. L'informazione deve essere con la schiena dritta, deve essere non condizionata e ovviamente come Ordine dei giornalisti di Sicilia saremo sempre in prima fila per dire no alle leggi che circoscrivono il nostro lavoro.
Spettacolo, eccoci alla social dance di Joy e Rina. Da San Gregorio a Sanremo, la coppia di coreografi catanesi che spopola su TikTok e fa ballare tutto il web. E sono pronti a partire per la Riviera. È una bella storia che inizia a Ramacca, quando i due erano ancora adolescenti, e prosegue con una serie TV dedicata tutta a loro. Eva Spampinato. Non hanno perso tempo Joy e Rina, i ballerini catanesi che fanno impazzire il web con la loro social dance. Appena uscite le canzoni di Sanremo, loro si sono messi al lavoro per tutta la notte. Hanno coreografato 2 dei brani già diventati tormentoni, quello di Annalisa e quello dei The Colors, ed ecco il risultato. Serve un'idea continentale. Ma il risultato è diventato praticamente virale. L'insieme dei video abbiamo già fatto 10 milioni in 2 giorni, l'insieme dei video, sì. La coreografia l'abbiamo creata accessibile a tutti, non abbiamo dormito per 2 o 3 giorni e ci impegniamo tanto perché poi ne abbiamo anche portato in piazza 500 persone, abbiamo spiegato, ci siamo fatti il mazzo. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. A ballare con Joy e Rina c'è un paese intero, lo vedete. Qui siamo a San Gregorio, alle porte di Catania, dove la coppia ha una scuola di danza con alunni di tutte le età che si sono impegnati a studiare i passi in tempo record. Sì, abbiamo provato anche la notte. La danza è terapeutica a qualunque età. I numeri impressionanti realizzati dai loro video hanno richiamato l'attenzione di decine di artisti, case discografiche, televisioni, stampa, perché anche un tormentone ha bisogno di un giro di danza che risulti bello e accessibile a tutti per sopravvivere alla mole di contenuti diffusi sui social. Coreografia semplice per tutti, con un po' di amore, disco paradise. Tutto iniziato con la hit di Annalisa, bellissima. La regina del pop italiano ha voluto conoscerli e da lì in poi un susseguirsi di emozioni. Siamo andati anche con Stascio, con Italo Disco, coreografia Gioierina, abbiamo fatto con Elettra Lamborghini Mani in Alto, Alex Britti, Fred De Palma, abbiamo fatto Melodia Criminal, abbiamo fatto un'estate e un anno bellissimo. La loro è una bella storia d'amore che nasce da adolescenti a Ramacca, loro paese d'origine. Di carattere non è facile starti vicino, però amore io ti amo. Gioia mia, invece stare vicino a te è bellissimo, guarda. Mi sa che conosceremo questo lato personale da Sandra e Raimondo nella vostra serie TV. Sì, quello ci sarà proprio, perché poi si va anche sul personale in quella serie. Da Ramacca a Catania e adesso Sanremo. Animeremo insieme alla Volta Buona Caterina Balivo la piazza Colombo, la piazza di Sanremo, no? Sì. Quindi il palco Suzuki farà parte anche di Gioierina, insomma. Bravi, bravissimi Joy e Rina. Adesso facciamo una breve pausa, ci sarà il calcio tra poco con l'intervento del capitano del Catania, Rapisarda, a corner. State con noi. Riprendiamo con il calcio, siamo tutti responsabili. Rapisarda analizza il momento negativo del Catania che a Picerno ha collezionato la 10ª sconfitta in campionato e da buon capitano a corner il difensore indica la strada per uscire dalla crisi. Tonino De Mana. La Casertana all'orizzonte per scacciare nuvole nere che si addensano dalle parti del Massimino. Il Catania, incerottato e con il morale sotto i tacchi o i tacchetti, cerca di rialzarsi per mettersi alle spalle la sconfitta di Picerno. Dalla trasferta intera lucana è tornata una squadra con evidenti limiti tecnici e caratteriali e a nulla sembrano serviti i 12 innesti del mercato di riparazione che poi richiedono tempo e pazienza. Capitan Rapisarda, intervenuto a corner, ammette le difficoltà del momento. Tutti siamo responsabili del momento, sappiamo assolutamente che non stiamo facendo le cose abbastanza o bene, quindi dobbiamo assolutamente farci un esame di coscienza e uscire prima possibile da questa situazione, perché si parla di tempo, ma penso che il tempo stia finendo e dobbiamo assolutamente dare una svolta a tutto ciò. Il precedente dell'andata 0-4 al Pinto fa ben sperare e bissarlo davanti al pubblico amico sarebbe utile per far pace con la tifoseria. Penso che sia una partita difficile, anche perché loro comunque al di là delle ultime giornate comunque vengono da un periodo molto positivo, stanno anche in una condizione di classifica che gli permette di stare sereni, hanno cambiato forse modulo, hanno giocato in diversi modi, ma
quello che conta più di tutti è l'atteggiamento nostro e la voglia che abbiamo di vincere assolutamente questa partita. Intanto il report dell'infermeria sembra un bollettino di guerra. Di sicuro contro la Casertana rientra Averi, che ha scontato un turno di squalifica. Noi intanto ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.